Ben ritrovati dalla redazione. Un incidente è avvenuto sull'autostrada A4 nel tratto tra Villesse e Re Puglia, chilometro 505 in direzione Trieste. Stando a una prima ricostruzione, un furgone con traino di autoveicoli ha tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva con targa croata. I bilanci di una persona deceduta, giovane conducente del furgone di nazionalità bulgara, nato nel 1999. Il sinistro è avvenuto nel tratto tra Re di Puglia e l'Isert, nel punto in cui era segnalata una coda a tratti formata a causa dello spandimento di olio sulla carreggiata da parte di un mezzo pesante. La coda era in corso di risoluzione quando è venuto il sinistro. È stato chiuso l'ingresso in A4 direzione Trieste per chi proveniva dalla A34 Villesse-Gorizia. Arrestati 9 passeur in una settimana, tra cui un cittadino georgiano, destinatario di un mandato europeo di arresto per rapina a mano armata. Trasportavano una trentina di migranti, tra cui un minore. Tra il 7 e il 3 maggio la polizia di frontiera di Trieste ha fermato 9 cittadini stranieri mentre trasportavano in Italia migranti senza i requisiti per l'ingresso. Nella sola giornata del 12 maggio sono state arrestate 4 persone, 3 delle quali in flagranza di reato per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e una in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. Sono 9 le manifestazioni di interesse per possibili player in grado di acquisire Adriatronics al secolo Flex e l'Adivisor scelto dall'azienda indicato come obiettivo quello di giungere entro settembre 2025 alla conclusione di una trattativa concreta con un player in grado di garantire continuità industriale e occupazionale. Lo conferma USB dopo l'incontro avvenuto in modalità telematica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito all'avvertenza Flex Adriatronics. L'incontro è stato convocato per una verifica sull'avvio dell'attività di scouting affidata a Vertus, l'advisor in questione. Da un lato l'occupazione che aumenta è un dato oggettivo, dall'altro l'andamento demografico sempre più preoccupante, con la prospettiva di una riduzione di 84.000 unità della forza da lavoro potenziale nei prossimi 15 anni e anche, dato altrettanto allarmante, con una progressiva precarizzazione del lavoro. Indice di un modello di sviluppo che sembra incentivare in primis il lavoro povero, mentre perde progressivamente peso l'industria, peraltro alle prese con nuovi segnali recessivi, evidenziando la necessità in Friuli Venezia Giulia di riprendere in mano il filo di Manifattura 2030, un dossier che la Regione sembra avere accantonato. Il segretario generale della CGIL Friuli Venezia Giulia, Michele Piga, legge così i dati del report curato dall'IRES FVG presentato dal ricercatore Alessandro Russo nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede della Camera del Lavoro di Trieste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche oggi sulla regione: cielo sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio ancora bel tempo su pianura e costa con venti di brezza sulla costa e temperature estive in pianura. Sui monti variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco, più probabile verso il Cadore Comelico, tempo più stabile di nuovo dopo il tramonto. Temperature minime in pianura fra 12 e 15, le massime fra 27 e 29, sulla costa minime fra 16 e 18, le massime fra 23 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.